Una lunghissima serie di violenze, torture e umiliazioni, andate avanti per 1 anno e mezzo. Lui un 27enne di Porto Empedocle, lei all'epoca minorenne, denuncia 4 anni dopo i fatti che sono raccapriccianti. Schiaffi, pugni, morsi, forbiciate e frustate al volto, con una lunga prolunga elettrica. Il tutto mentre è incinta. Il pubblico ministero Chiara Bisso ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del 27enne empedoclino, che rischia adesso un processo e una pesante condanna per le accuse di maltrattamenti, violenza sessuale, sequestro di persone e lesioni aggravate. Il suo difensore, l'avvocato Luigi Trovia, avrà adesso un termine per provare a convincere il PM a non chiedere il rinvio a giudizio attraverso un interrogatorio del proprio assistito, la produzione di materiale o sollecitando altri atti di indagine. La lista dei maltrattamenti ai danni della convivente, all'epoca minorenne, è raccapricciante. Nel marzo del 2015 la ragazza sarebbe stata colpita con una bottiglia di vetro alla nuca e schiaffeggiata al volto. Il ventenne l'avrebbe sequestrata all'interno della camera da letto, chiudendola a chiave, vietandola di uscire, impedendole persino di vedere la luce dopo aver bloccato la finestra con un piumone. La minorenne, quando tentava di opporsi, sarebbe stata presa a morsi e frustata con dei cavi elettrici e le guarnizioni degli infissi, ma non solo. In diverse occasioni sarebbe stata sottoposta a crudeli umiliazioni, sputandole, urinandole addosso, versandole sui capelli la lettiera sporca del gatto, costringendola a raccogliere con la bocca i mozziconi di sigaretta, spegnendole le stesse sigarette sul collo, sulla mano. In una circostanza le torture si sarebbero spinte al punto di cucirle le labbra dei genitali esterni. Poi un brutale pestaggio che sarebbe avvenuto il 9 gennaio 2016 con la donna in avanzato stato di gravidanza, presa a schiaffi, pugni, forbiciata e frustata con una prolunga elettrica, mentre il suo compagno stava seduto sul suo ventre.